pistola, eccole qua in partenza, per loro 4 giri, per loro 4.000 metri. Dai, forza, brave, via così, dai! Brava Gianna, vai! Ma sai cosa? Lei fa solo prove... Sono lui al pettorale rosso, fanno 3 giri. Doe je loop op blijven Sarah? Ja niet. Pas. Va benissimo, va benissimo. Va bene così, tranquilla, non massa veloce. Sì? Sì. 5. I tiri uguali. Guarda che tiri uguali. Giulia! Giulia! Vai a chiamare i nonni che andiamo su noi tra un attimo. Vedi che i nonni Hop, hop. se si avvicinano a qua. È tutto davanti. Forza con me. Dai, hop, hop. Al nostro presidente le medaglie, andiamo con il terzo gradino del podio che è di Lea Pirker della Merano Associazione Sportiva. Vediamo se è con noi, andiamo intanto a richiamarle. Nicole Menapace, Linda Palumbo e Lea Pirker, le vorremmo qua in premiazione per la appunto premiazione della categoria. Dai Veronica, dai. Linda Dai, Nicole, dai, bene così, dai. tra qualche minuto vediamo se riusciamo a portarle sui 3 gradini 6. Manuela! Sara! Seconda classificata il tempo di 12 minuti e 11 secondi per Dai Simoni. secondo Daniele Vernesoni e primo riusciamo a portarli qui sul nostro palco delle premiazioni. La clarina del coso. Allora con questo minuto di lui è arrivato lassù. Soddisfazione naturalmente grandissima, anche se i tecnici mi avevano detto che era appunto informissimo e quindi diciamo per noi non era una novità vederlo lì davanti. Certo che poi vedere tutto concretizzarsi insomma è bellissimo. Questo vuol dire accompagnati da dei tecnici di altissimo livello e questo si tratta davvero Bisogna avere il cavallo giusto nel momento giusto, ma bisogna avere dietro una serie di tecnici e di valori perché questo possa avvenire. Questo aiuta il movimento a crescere. Certamente sì, noi abbiamo puntato ormai da qualche anno proprio su questo atteggiamento. C'è un connubio fra tecnico e ragazzi. Di Daniele Vernesoni e Mosin Fugani potrebbero essere qui con noi, il Presidente toccherà ancora a lei ed è arrivato il terzo. Quindi terzo classificato dell'Atletica Clarina Stefano Anedis, tempo 13:39. Secondo classificato dell'Atletica Brava.
al passaggio. Per la testa della nostra gara, dopo aver completato le nostre premiazioni, siamo ritornati qua in gara con le nostre atlete sul percorso, un po' in tutta la sofferenza perché dei quadrati. Abbiamo là in fondo la testa della gara, ormai per lei mancano veramente pochi decine di metri al traguardo. Comincia il tratto discendente, quello che ci porta verso la zona più a sud. Applaudiamo, pettorale 517 al traguardo. Ancora con il pettorale 555, questo è l'arrivo della nostra gara. Simonetta Menestrina in seconda posizione, mentre con il pettorale numero 5 giunge al traguardo Benedetta Paisana, Atletica Trento, in terza posizione assoluta, mentre con il 575 giunge terza nella categoria senior femminile Carla Damin Latte. In terza posizione per quanto riguarda le junior femminile sopraggiunge Giulia Conte. E adesso sarà un continuo arrivo. Ecco. Manuel Antoniazzi Cervis, pettorale 512, appena tagliato la linea del traguardo, mentre con il pettorale 572 Alessandra Lazzari, Atletico Club Bolzano, giunge al traguardo. Ancora arrivi delle nostre junior femminile, il pettorale numero 8 del diretto ortodossi della Triathlon. Chiude la sua fatica 4 km per lei, chiudendo le nostre senior femminile sul percorso. Via. 536